Buona giornata a tutti su Media Web TV Europe da Renato Scalu. Oggi vi presento un'altra tappa del tour che ci vedrà protagonisti nel Nord Europa dal 25 gennaio al 3 febbraio. Dopo aver illustrato i Paesi Bassi nella puntata di ieri, oggi poniamo sotto la lente di ingrandimento la Bulgaria, che mi ospiterà per la seconda volta nella bellissima città di Sofia a partire dal 30 gennaio fino al 3 febbraio. Dove svilupperemo tutta una serie di servizi televisivi dedicati alla cultura, storia, enogastronomia e sport. Un volo dall'aeroporto di Bruxelles-Charleroi mi porterà dal Benelux direttamente nella capitale della nazione balcanica della Bulgaria, situata nella parte occidentale del paese. Sofia, la terza capitale più antica d'Europa dopo Roma ed Atene, nonostante sia la città più grande della Bulgaria con 1.200.000 abitanti, ha dimensioni che rendono possibile la visita dei principali luoghi turistici e storici di interesse, visitabili volendo in una sola giornata. Il centro città infatti è molto raccolto e quindi offre il vantaggio di poter toccare tutte le attrazioni più importanti con una bella e sana passeggiata a piedi. I monumenti cittadini rispecchiano i suoi oltre 2000 anni di storia che hanno visto la città occupata in successione da greci, romani, ottomani e russi. La chiesa medievale di Bojana è abbellita da affreschi del XIII secolo, entrando a far parte direttamente dell'UNESCO. Costruita invece dai Romani nel IV secolo, la chiesa di San Giorgio, chiamata anche la Rotonda, è decorata da motivi medievali ed ottomani che risalgono al X secolo. Per quanto riguarda l'economia, in forte crescita in Bulgaria, nel territorio di Sofia ci sono circa 800 grandi imprese. Notevole e interessante il settore della metallurgia pesante, ma anche in forte sviluppo i settori dell'industria grafica, elettrotecnica e del calzaturiero. Importante anche lo sviluppo nella capitale della produzione chimica, tessile ed alimentare. Per quanto riguarda il calcio, Sofia ospita due club prestigiosissimi, anche in campo internazionale, il CSKA Sofia e il Levski, che danno vita al cosiddetto derby eterno di Bulgaria.